particelle d'onore, prego Rosetta e prego Marica, e a questo punto la vincitrice di un voto per Udine Sposa, testimonial naturalmente di tutta la campagna pubblicitaria di Udine Sposa 2014, lei è Alessia Moro. Un applauso per Alessia che si accomoda sul palco al centro, ecco qua, un applauso. Questa sera costa luna piena, quando già sognato di dirti quanto t'amo, costo cuore mamma, tu sogni qui nel blu, le olvidate sufrir. Que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez no después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdía en la nada. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Pero vete en tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Tattoos up and down his arm. Something more dangerous than a boy with charm. He's a
E quindi hanno ballato con noi Andrea, Michelle, Giulia, Giada, Olga, Samantha, Tatiana, Denis, Francesco, Pachi, Giulio, Matteo e Giovanni, Club Diamante. Un bel applauso per loro, grazie, straordinari, grazie. Grazie davvero e complimenti, grazie a voi e naturalmente grazie a Fulvia e Marisa, che siete così generosi e soprattutto capaci di insegnare tanto a questi ragazzi e a queste ragazze. Complimenti davvero. Io chiamerei a questo punto il dottor Villa, che abbiamo chiamato più volte, che ci ha ospitato, quindi chiamerei il dottor Villa sul palco che ci raggiunge. Bene, dottor Villa, noi abbiamo ringraziato più volte una persona che ci è venuta a trovare, ha fatto davvero un grande sforzo, perché è arrivato appositamente da Amalfi, sono già in piena organizzazione della finale nazionale di Un Voto Fotomodella, l'abbiamo invitato qui al Palmanova, ci è venuto a trovare, è arrivato addirittura prima che lo chiamassi, il patron di Un Voto Fotomodella, colui che 29 anni fa inventò questo concorso, con noi il Cavalier Dino Civale. Buonasera Dino, stringetevi la mano, state voi al centro, io sono un portavoce, un passaparola. Ragazze. Allora fate la foto, io mi sposto, ci spostiamo, fate la foto di gruppo a tutte le finaliste, fate la foto di gruppo a tutte le finaliste, iPad, iPhone, hai questo, hai quella, hai macchine fotografiche, hai... me ne da andare, lo so, lei mi ha guardato malissimo, te stai a fare lì, vai via, spostati, via. Eccole qua, bellissime, allora, cominciamo a premiare, è il momento più... momento, ancora foto. Okay, scusate Dino, andiamo dietro queste ragazze, facciamogli fare le foto a tutti i fotografi e così gli facciamo fare il loro lavoro, altrimenti poi si arrabbiano e dicono ma che c'entra il presentatore, giustamente anche in fondo, se i fotografi mi fanno un cenno quando avete finito io sarei contento. Eccoci qua, ok, ve l'ho dato e quindi adesso cominciamo a premiare. Io ho un regalo, Dino adesso vieni Dino, adesso è importante, perché a parte le tre che abbiamo conosciuto prima, due dovevano essere le ragazze questa sera, sarebbero state ammesse alla finale nazionale. Per gentile concessione invece, per fortuna sono riuscito a portarti qui, questa sera, abbiamo deciso di dare un... Sì, un titolo in più, un'altra fascia Renato Balestra, quindi per concessione una balestra c'era già, sono due, bene. Allora cominciamo a chiamare Doriano Forza, che è il titolare della ditta Zero Orologi. Doriano c'è con noi, che porterà la fascia, e poi ci sarà una delle vincitrici di Un Voto Fotomodella di questi ultimi anni che porterà l'omaggio da regalo. Doriano Forza, Zero Orologi, una ditta che io conosco da qualche anno. È un segnale. Siete pronte? Sì, a questo punto diamo la fascia Renato Balestra, la fascia sorpresa di questa sera, consegnata dalle mani di Doriano Forza alla concorrente numero 12 Giulia Moreale di Tavagnaco. Un applauso per Giulia. Io vengo qui avanti, così i fotografi non possono girare le spalle al pubblico perché non è bello, però i fotografi fanno le loro foto. Adesso uscirà Elisa Martini con un orologio della Zero. Giulia, eccolo qui, la tua fascia importantissima, Doriano, che ti permetterà di andare alla finale nazionale di Un Volto per Fotomodella 2013. Sì, è lei, sono sicuro che sia lei perché mi sembra di averla vista. Lara Bergamasco, numero 14, Udine, eccola, è lei. È lei, a questo punto arriva l'orologio Smarty, intanto Lara è partita a fare la sua passerella e il signor Sindaco consegnerà a Lara questo prezioso dono, orologio Smarty, offerto anche in questo caso da Penta, che è la ditta poi che distribuisce Smarty e ha inventato questi due marchi così prestigiosi.
E a questo punto arriva la fascia, sì, gliela porterà credo la vincitrice un voto per, un modo d'autore, un voto per fotomodella 2008, arriva con la fascia e anche con l'occhiale che sarà dato in omaggio. Eccola qui, arriva Martina Floreani, lei è la vincitrice della serata. Cominciano le scommesse qui ai lati. Vado? 19 Jessica Bauccio di Staranzano, provincia di Gorizia. Mi faccio da parte, ho capito. Jessica, fascia per Jessica, occhiale police per Jessica e passerella naturalmente per lei.